ho davanti a me 5 splendide donne, la famiglia Nonino. C'è stato questo, diciamo così, trapasso generazionale al femminile. Allora, quello che volevo capire, visto che poi abbiamo l'ultima generazione, siamo alla sesta, giusto Francesca con te? Sesta. 6 generazioni. Chi mi dice qual è il segreto? Io credo che ci sia innanzitutto un grande amore condiviso per la famiglia e anche per l'azienda, perché in casa nostra famiglia e azienda sono un'unica cosa, la grappa è come fosse la nostra sorella. E poi perché, nonostante ci siano tensioni, baruffe, come è normale che ci sia, c'è questa volontà e questo orgoglio di continuare a celebrare e a evolvere, a migliorare l'arte della distillazione, che è il nostro più importante patrimonio, che rappresenta le nostre radici. Voi avete avuto il pregio, Gianola, qua davanti appunto le pagine del New York Times che vi sono state dedicate, il premio nel 2019, avete nobilitato, no, il distillato, rendendo la grappa un prodotto di eccellenza. Ma come si fa in una società così chiusa come può essere quella friulana a far capire il discrimine tra un distillato di qualità e una cosa che è ritenuta di umile estrazione? Io sono una donna fortunata perché ho avuto dei genitori che mi hanno educato come individuo pensante, né come femminuccia né come maschietto, a mirare lontano per arrivare almeno vicino, nel rispetto di chi ti sta accanto, e non mollare mai la mia mamma. Bene. Mi sono innamorata di Benito, poi mi sono innamorata del suo lavoro, della magia, della sua magia nell'arte della distillazione. Non era mai sufficientemente soddisfatto e tuttora lui vuole sempre meglio, la grappa sempre meglio. Per cui quando ho visto che ci snobbavano e che finivamo sotto l'acquaio, Benito ha detto: e noi adesso comincia la rivoluzione della grappa. Ce la faremo. E ce la faremo. Pensi che un grande poeta friulano, Davide Maria Turoldo, in un suo libro di poesie, ha scritto: la grappa non mancava mai, era l'acqua di fuoco che ti aiutava a affrontare la fatica e ti dava la forza di sopravvivere. Ecco, voi mi parlate di Turoldo, ovviamente, come non ricordare il premio Nonino? Voi avete anticipato ben 5 premi Nobel. 6! 6, me ne mancava uno. Chi è il sesto? Giorgio Parisi! Cavolo, questo mi Anticipato mancava. 15 anni prima, mica un... Voi avete fatto un percorso così ampio e variegato che, Antonella, adesso possiamo anche bere i cocktail alla grappa. Per dire la verità, anche quando abbiamo cominciato a proporre i cocktail, noi come nuova generazione, all'inizio, e parlo di appunto di più di 15 anni fa, ci prendevano per matti, dicevano che era una cosa che non aveva, cioè proprio tiravano gli occhi, tanto che all'inizio addirittura parlavamo di nonino cocktail più che di nonino grappa cocktail, proprio perché le persone potevano avere un pregiudizio, questo succedeva in Italia, poi assaggiavano e rimanevano incantate. E invece la fortuna di essere andate all'estero, di aver appunto iniziato in importanti mercati, ci dava la possibilità invece di far apprezzare quello che era la nostra grappa, il nostro distillato, in una formula innovativa, tanto da aprire una nuova modalità di consumo. E certamente, secondo noi, è il futuro, ci dedichiamo da tanti anni, ecco. Siete presenti in 85 paesi, avete 73 alambicchi, se non ricordo male, in 5 distillerie che durante il periodo sotto lo stesso tetto nel periodo della distillazione sono attive 24 ore su 24. Per poter distillare freschissima la vinaccia, perché in questo modo riusciamo a portare nella grappa i profumi, i sapori del vitigno d'origine, ma ancora freschi, quasi come avere veramente un grappolo d'uva nel bicchiere. E Francesca, la difficoltà o la semplicità di raccontare nel mondo degli influencer un patrimonio familiare, ma dare questa veste nuova in cui devo dire tu sei molto frizzante e molto capace, come si fa? Grazie, intanto grazie. Diciamo che il modo in cui ho cercato di affrontare la comunicazione della storia Nonino, diciamo, è stata quella di distillarla in pillole, perché mi rendevo conto che avevamo delle cose meravigliose da raccontare, tanti aspetti che rendevano unica la nostra realtà. Se vi dicessi
che questa grappa ha trasformato il distillato di vinacce italiane da prodotto povero a eccellenza del Made in Italy nel mondo? Eh sì, stiamo parlando proprio della prima grappa monovitigno della storia, la Piccolit Nonino. La grappa è un'economia assolutamente circolare, noi non abbiamo alcun tipo di scarto, noi prendiamo la vinaccia e con la vinaccia distillata fertilizziamo l'orto della nonna, con cui facciamo questi pomodoroni meravigliosi, giganti, e facciamo una salsa di pomodoro che fa impazzire. Quindi voi siete assolutamente green, i pomodori alla grappa vengono bene, lo suggeriamo agli amici all'ascolto. Gianola, il momento più difficile è quello in cui hai detto forse non ce la facciamo. Non mi puoi dire che non c'è stato un momento di scoramento Mai. anche per te? Mai. Mai. A bere grappa allora si rimane Però- tenaci. E la grappa il segreto o il carattere? Il segreto è l'innamoramento, ripeto, prima per Benito, poi per il suo mestiere. Più dispetti ci facevano, E allora il più difficile? barriere ci mettevano, Dimmi il momento più e difficile. più voglia di combattere, di superare le barriere e vincere. L'idea geniale di Benito e mia è stata quella di provare a distillare separatamente le vinacce di un singolo vitigno. Abbiamo scelto il vitigno Piccolit. più prezioso, il Piccolit, abbiamo detto proviamo. Abbiamo fatto una distillazione che è stata molto di aiuto, le donne, perché Ecco. quando io mi sono presentata dai vignaioli a chiedere le bucce dell'uva, la vinaccia separata del solo vitigno Piccolit, i vignaioli mi dicevano è matta lei signora. Noi donne veniamo sempre guardate prima con un po' di diffidenza, poi un po' di timore, e poi per essere brave, considerate brave come un uomo, dobbiamo essere più brave per essere come un uomo. E il segreto qual è? Siamo state tanto fortunate a nascere in famiglia di Giannola e Benito, in famiglia Nonino, perché proprio per questa tenacia, per la mamma la parola no non esiste. Sicuramente le donne fanno molto più fatica degli uomini e siamo molto lontani da una vaga parità. Anche vaga, però abbiamo dovuto inserire la quota azzurra in azienda Nonino perché eravamo in una maggioranza veramente molto schiacciante. No, siamo ancora in maggioranza donne. Ho 8 nipoti, 7 femmine e un maschio. Il DNA femminile, l'hai detto, della grappa è femminile, l'hai detto prima. La grappa. Ma insomma, me lo volete raccontare un momento difficile? Perché sennò gli Volentieri. amici all'ascolto ci dicono No, che c'è- bello quando c'è va tutto stato- bene e c'è l'erba verde. C'è Sì, sì, stato, certo. perché come sappiamo ogni volta che tu innovi vai a rompere degli schemi che sono diciamo ben radicati, e quindi sia nel momento in cui hanno creato il papà e la mamma la prima grappa di singolo vitigno, il monovitigno, hanno avuto moltissimi attacchi soprattutto da parte degli altri distillatori, e l'idea poi che chi rappresentava l'azienda in pubblico, chi portava avanti il marketing fosse appunto Giannola, era qualcosa che rendeva il tutto ancora più difficile da accettare, perché indubbiamente, parliamo ormai di 50 anni fa, vedere una donna che era così celebrata, perché devo dire che il consumatore finale e molti giornalisti invece ci hanno sostenuto. Da persona che è entrata in un'azienda che è un'eccellenza mondiale, avevo anche bisogno di capire, ok, ma per arrivare a tutto qui non poteva sempre essere stato solo rose e fiori, e grazie a Dio abbiamo gli archivi. E negli archivi ho trovato un articolo che a me dà una forza incredibile. Nel 1976 esce su uno dei magazine più importanti del panorama enogastronomico italiano, il magazine di vino, un'intervista fatta ai vari distillatori per chiedere che cosa pensassero di questa novità portata dai Nonino del monovitigno, che dicevano: Giannola ha messo un piede su una buccia di banana, questa cosa di distillare la grappa di un solo vitigno non prenderà assolutamente piede, noi diciamo no, assolutamente no a questa cosa che è solo una moda e di andare contro la tradizione. E devo dire che pensare che una piccola azienda del Friuli sia riuscita anche ad andare contro i primi commenti di Asti o di altri personaggi del settore e dire no, noi pensiamo che questa sia la cosa giusta, e a perseverare, per me è stato un messaggio molto molto bello di quello che può fare la lungimiranza e la passione e il coraggio di credere nelle proprie idee anche quando tutti ti danno contro. E come dice la nonna, non mollare mai. Di solito quando si è visionari si viene percepiti dal mondo invece che è ancora fermo, indietro, come delle persone, appunto, come diceva la mamma,
lei è matta signora, perché loro avevano già una visione avanti. Qualcuno dice che coloro che ballavano erano presi per pazzi da chi non sentiva la musica, no? E qui abbiamo un esempio di persone che la musica non l'hanno solo sentita, hanno proprio disegnato lo spartito, visto che oggi appunto è l'8 marzo, è la festa della donna. Qual è l'augurio che fate da donne alle donne? Insieme alla passione, salute. Se hai salute riesci a fare, a organizzare, a lavorare, perché ovviamente quello che ti viene richiesto è sia nel lavoro, ma penso soprattutto nella famiglia, è tanta energia, e quindi quando desideri e hai salute riesci a organizzandoti a fare. Organizzandosi, altra parola magica è quella dell'organizzazione. Sappiamo che uno dei problemi gravi in Italia, e non so se anche nel resto del mondo, ma penso di sì, sia quello di trovare, non so, delle scuole materne, degli asili nido all'altezza della fiducia di una mamma, perché insomma gli affidi il tuo bene più prezioso, e qui c'è ancora tantissima strada da fare. L'augurio di una giovane donna, alle donne che sono all'ascolto. Allora, io quello che auguro è di avere sempre il coraggio di mostrare la propria professionalità e di non accettare mai di essere sottostimate. Io vi ringrazio per questa bella chiacchierata. Il momento più complicato a spizzichi e bocconi me l'avete raccontato, al di là di Gianola che è un po' reticente, ma da donna forte lo posso capire, e vi dico io invece qual è il momento più bello. Il momento più bello, per parafrasare, visto che avete il premio Nonino che premia i grandi intellettuali del mondo, come direbbe Nazi Hikmet, è quello che deve ancora venire, perché il mare più bello è quello che non navigammo e il giorno più bello lo dobbiamo ancora vivere. Grazie per questa piacevole chiacchierata e buon lavoro. Possiamo fare un brindisi? Come si fa a finire senza un brindisi?